18 agosto, il giorno del dolore, il giorno di lutto in tutta la nazione per quei 41 morti nel crollo del ponte Morandi di Genova. Ai funerali di Stato 19 feretri, 20 famiglie hanno invece detto no allo Stato e preferito un ultimo addio in privato. A Genova c'era anche la vittima veneta della tragedia, Vincenzo Licata, 58 anni, autotrasportatore di origini siciliane, ma a Vicenza oramai da una vita. Con lui per l'ultimo saluto la famiglia e l'assessore comunale Matteo Celebron. A presiedere la lunga cerimonia funebre il cardinale di Genova Angelo Bagnasco. Un dovere fare giustizia, ha detto, ma non cancellerà il dolore. Intanto la tragedia ha alzato l'attenzione su sicurezza e stabilità delle infrastrutture un po' in tutto il Veneto. E siamo preoccupati come tutti i cittadini, credo, in questi giorni soprattutto. Bassano non poteva non preoccuparsi dei suoi 2 ponti e sotto la lente oggi Ponte della Vittoria, ricostruito oramai nel lontano 1947. Noi avevamo presentato ancora nel maggio del 2014 un'interpellanza in Consiglio Comunale per far sì che venissero effettuati dei controlli, preoccupati per lo stato di degrado, per quei ferri che si vedevano e tutt'oggi si vedono. Un controllo 2 mesi dopo venne fatto, ma di tempo oramai ne è trascorso tanto. E quello che noi sollecitiamo, e speriamo che anche questa volta il nostro pungolo serva, è quello di effettuare un'ulteriore verifica approfondita, quindi un monitoraggio serio e di mettere in cantiere delle verifiche periodiche.